Bentornati e bentrovati a Storie. Arriviamo in questa puntata a qualcosa di veramente importante e decisivo. Arriviamo di fronte alla figura del primo grande politico, così come li concepiamo in qualche modo nel mondo moderno, dell'antichità, che è Solone. Solone è uno statista che nasce intorno al 640 a.C., che vive la sua pienezza di attività politica intorno al 593-594 a.C., quindi un poeta che in qualche modo ci apre, un politico che ci apre a una nuova epoca, un nuovo secolo, quel VI secolo che ormai lambisce quasi l'età classica. Solone è ricordato come il padre della democrazia. Solone infatti era di natali aristocratici, era di quindi una nobile famiglia, una famiglia importante, ma Solone si rende conto che come dire, che l'aristocrazia non può andare avanti ad accampare diritti senza mai concedere nulla in cambio. E allora per questo paventa quella che è il primo albore di democrazia. Che cosa dice Solone? Solone dice una cosa molto semplice. Solone dice: dobbiamo perseguire la moderazione. La moderazione che cos'è? I ricchi devono accettare di non essere troppo ricchi e i poveri devono accettare di essere un po' poveri. Questa cosa vi sembrerà strana, anche contraddittoria, parlare di democrazia in questo modo così particolare e paradossale, ma per il mondo dell'epoca era un passo avanti fondamentale. Solone è di Atene, è un ateniese, e viene chiamato dal suo popolo a mettere ordine nel vasto complesso normativo e legislativo che era stato prodotto precedentemente prima di lui. E lui lo fa all'insegna della moderazione. I ricchi devono avere i diritti dei ricchi, ma non devono essere troppi questi diritti. I poveri devono essere poveri, cioè devono vivere una vita da poveri, ma non devono essere schiacciati, calpestati. Tutti devono tendere verso una moderazione. Medena Gan, dice Solone, nulla di troppo, niente di troppo. Non bisogna condurre niente di troppo, non bisogna eccedere né nella ricchezza né nella povertà. Perché la ricchezza e la povertà non sono di per sé due forme di ingiustizia, sono due forme di vita, e queste due forme di vita devono saper convivere pacificamente all'interno della struttura di uno Stato. Strana democrazia quella di Solone, direte voi. Sì, nasconde dietro un ideale ancora più interessante. Quale? Ve lo raccontiamo sempre qui, sempre a Storia, sempre domani.